Presentato ieri al Circolo Empedocleo il libro di Stefano Vivacqua, Pietre biliari, hanno conversato con l'autore Salvatore Ferrita, Giovanni Taglialavoro e Peppinello Burgio. Ha coordinato Gian Domenico Vivacqua. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Culturale Per Paolo Pasolini di Agrigento. Il filone che vorrei seguire è proprio questo della terra natia, che per Stefano non è né Palermo né Agrigento, non che Palermo e Agrigento non abbiano avuto importanza nella strutturazione di alcuni aspetti fondamentali della sua personalità, ma io come Emanuele Scorza ritengo che l'unica vera patria che abbiamo è la nostra infanzia. Per scrivere un libro del genere ci vuole stile. Significa allontanarsi dalla moda. No, oggi la moda è raccontare una storia. C'è in giro una diceria per cui abbiamo bisogno di storie. Sarà anche vero, però c'è una offerta indecente di storie. Ora mi ha fortemente impressionato la scrittura di Stefano Vivacqua, che già ci aveva dato una narrazione e che però poi a un certo punto ha deciso di misurarsi con qualcosa che non è misurabile, perché questo libro non è un libro solo che raccoglie aforismi, è un libro che rappresenta una specie di dannazione per chi vuole leggerlo e recensirlo. Io vengo lo dico anche nel libro, vengo da mia madre e vado verso mio padre, vengo dall'essere un sognatore accanito e permaloso e sono diventato quello che Fonto era papà poi alla fine, cioè molto distaccato, assolutamente sì, distaccato, disincantato, non credo più che gli uomini possano fare granché o debbano fare granché per migliorare la loro condizione, anzi addirittura dal libro sostanzialmente può sembrare che io sia, anzi lo dico pure, un antiprogressista. Io sono di più, sono un regressista, cioè, perché gli uomini, sostanzialmente negli uomini evolve la tara originaria. Noi siamo figli dell'errore. Quando diciamo errare è umano, lo diciamo così, en passant, ma in realtà è vero, è biologicamente vero. Il cervello umano è l'unico che alla nascita nasce incompleto. Nasce con l'80-85% delle cellule neuronali connesse, le altre si connetteranno in dipendenza dell'apprendimento e delle esperienze di vita.